Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del Digitale Terrestre. Di nuovo insieme anche questa settimana con la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi un allenatore emergente, attualmente primo in classifica, seppur in un campionato minore. Parliamo di prima categoria, parliamo dell'Acron Giarre, parliamo di Saverio Rapisarda. Ciao Saverio, ben trovato. Salve, buonasera a tutti, grazie per Bella l'invito. soddisfazione comunque, attualmente primo in classifica, c'è questa voglia Giarre di ritornare a certi livelli? Sì, sicuramente è un progetto a lungo termine, un progetto importante. Speriamo appunto intanto di concludere questa stagione al meglio, però sicuramente la società è ambiziosa e il progetto è serio, quindi speriamo di fare bene quest'anno intanto. Tra l'altro l'anno scorso allenatore in seconda a Siracusa, il secondo di Gaspare Cacciola, quindi hai una bella esperienza ideale per questo nuovo passo della Giarre Calcio. Sì, l'anno scorso è stata una bellissima stagione, una grande cavalcata, sicuramente mi è servito, ma voglio dire, sono stato anche tempo fa anche a Jar, Sì, sì. secondo anche con Pitatella, con Anastasia, abbiamo fatto diciamo anche dei trascorsi importanti anche a Jar, quindi ora diciamo è 8 anni ormai che alleno e il percorso sta cominciando a diventare più intenso, ecco. Adesso ti stai giocando una bella carta, no? Nel senso che allenare come responsabile unico è certamente una bella responsabilità. Sì, sicuramente. Quando ho sposato questo progetto, appunto, ero molto felice perché Giarre, comunque, la mia città, è sicuramente una grande responsabilità, no? Però sono felice di aver accettato anche perché so che sono circondato da comunque una società seria, da persone che vogliono fare calcio e quindi era un Bene, progetto da sposare. bene, bene. Che campionato di prima categoria è quello di quest'anno? Un campionato tortuoso, difficile, difficoltoso anche perché purtroppo le strutture, sappiamo benissimo, sono molto limitate. Sì, è un campionato intanto molto livellato, anche se noi oggi abbiamo un margine di 6 punti dalla seconda, però veramente un campionato livellato sia diciamo, in alto perché ci sono tutte squadre raggruppate 23-24 punti, quindi sono tutte vicine. E anche sotto è dura, perché secondo me anche la lotta per i play-out sarà abbastanza dura, ci sono squadre che comunque fanno punti, sono rinforzate ora a dicembre. Quindi è un campionato tosto, a parte diciamo, Zafferana che sta facendo purtroppo un campionato diciamo, a sé, però voglio dire, per il resto è molto combattuto. Tra l'altro sabato nell'anticipo contro il riposto avete portato via 3 punti fondamentali proprio per il proseguo del vostro campionato. Sì, era l'ultima giornata del girone di andata, sicuramente ci tenevamo a dare queste soddisfazioni sia alla società ma anche ai tifosi perché comunque è sempre un derby e abbiamo fatto secondo me una grande gara, un ottimo approccio, stavamo già 2-0 dopo 15 minuti e poi abbiamo un po' gestito, hanno avuto loro un'espulsione, diciamo che la partita si è ingranata bene e poi anche se con un rigore loro hanno riaperto diciamo, il risultato, però poi abbiamo fatto subito il 3-1, diciamo che è stata sempre in totale controllo la gara. Giarre ha l'esigenza di avere un bel gruppo di tifosi che ricrede di nuovo nel progetto di categorie importanti, però è chiaro che partendo dalla prima categoria c'è un po' di meno attenzione forse? Sì, magari all'inizio c'era anche un po' di scetticismo, no? Tutto nuovo, categoria nuova soprattutto, magari la gente non ci è abituata, però a dire la verità siamo anche molto contenti dell'apporto che stanno dando perché ci stanno seguendo dentro, fuori casa ed è bellissimo vedere C'è uno anche... zoccolo duro, insomma. Sì, ma poi anche vedere 500-600 persone al campo in prima categoria, diciamo che non è una cosa che si vede tutti i giorni, no? Quindi anche gli avversari quando vengono da noi danno il 110% perché vedono quella cornice di pubblico, i tifosi, è veramente bello. Parliamo del campo, parliamo di questo comunale che è stato sempre un po' bistrattato, terreno di gioco non certamente mai in perfette condizioni. Adesso in che situazione si trova? Ora stiamo facendo la risemina, infatti abbiamo appunto giocato sabato con il riposto, abbiamo giocato a Santa Teresa proprio per questo, però contiamo di giocare la prossima appunto in casa con il Santa Teresa a rientro, il giorno 7, lì a Giare, anche perché noi lì ci esprimiamo al meglio, siamo abituati a quel È il campo, vostro campo, sì, siamo a diciamolo casa pure, è il nostra. vostro campo e siete a casa vostra, giustamente. A proposito di casa tua, l'anno scorso a Siracusa hai conosciuto benissimo Gaspare Cacciola, avete fatto un campionato bellissimo. Stai seguendo le sue gesta in quel di Serie D? Sì, sicuramente, sono comunque affezionato ovviamente a quella squadra perché abbiamo fatto l'anno scorso una grande cavalcata, anche se
Quest'anno la rosa è completamente diversa Certo. da quella che c'era l'anno scorso, però è normale che poi uno si lega a certe giustamente situazioni, all'ambiente, e quindi mi fa piacere che stanno facendo un grande campionato. È un campionato, quello di Serie D di quest'anno, certamente molto interessante, c'è questa lotta Trapani-Siracusa, adesso leggermente attardata, c'è anche la Vibonese. Come andrà a finire secondo te? È una bella lotta, secondo me non è così scontata la vittoria del Trapani, sono sincero. Io credo che il Siracusa darà filo da torcere fino all'ultimo, anche perché l'ha dimostrato che non vuole mollare, anche appunto domenica ha vinto una partita difficile ad Agrigento, un campo brutto, Bruttissimo, quindi bruttissimo. secondo me questi sono segnali di forza, segnali di una squadra che comunque è in salute e non vuole mollare. Bene, allora a questo punto partiamo con il campionato di Serie D. Domenica si è giocata la 18ª giornata, tra l'altro si ritorna in campo proprio oggi pomeriggio per chiudere il girone d'andata. Ma guardiamo i risultati delle partite che si sono appunto disputate domenica. Vibonese Calcio Portici 1-1, Siracusa Calcio batte Acragas 2-0, Castrovillari Licata Calcio 0-0, FC Trapani batte Gioiese 1918 8-0, Locri 1909 Città di Aciriale 2-2, Città di Sant'Agata batte Ragusa Calcio 1-0, LFA Reggio Calabria batte San Cataldese 2-0, Real Casalnuovo San Luca 1-1. Rimane in vetta il Trapani, la squadra di Torrisi al primo posto con 44 punti, con 40 Siracusa Calcio, 37 Vibonese Calcio, con 29 LFA Reggio Calabria e Real Casalnuovo. 26 punti per il Città di Sant'Agata, il Licata Calcio, 25 Ragusa Calcio, con 21 Città di Aciriale ed Acragas, 20 punti la San Cataldese, con 18 il Canicattì, 17 Nuova Igea Virtus, con 15 Portici e Locri 1909, 8 punti per il San Luca, 5 per il Castrovillari, chiude la classifica con 4 punti la Gioiese 1918. E come avevo anticipato qualche istante fa, oggi pomeriggio si ritorna in campo per chiudere il girone d'andata. Guardiamo il tabellino delle partite che si disputeranno. Città di Aciriale e San Cataldese, Città di Sant'Agata FC Trapani, Gioiese 1918 Castrovillari, LFA Reggio Calabria Nuova Igea Virtus, Licata Calcio Vibonese Calcio, Portici Acragas, San Luca Canicattì. La partita del Siracusa Calcio con il Real Casalnuovo invece si giocherà domani, giovedì 21 dicembre. Riposano Locri 1909 e Ragusa Calcio. Parliamo subito di questa Vibonese, secondo pareggio consecutivo, il distacco dal Trapani si allunga un po' di più. Che cosa succede a Vibo secondo te? Ma sicuramente il pareggio casalingo penso sia stato inaspettato con il Portici, no? Magari il pareggio a Siracusa Ci può anche stare. è da prendere come un punto guadagnato, io almeno la penso così. Però effettivamente l'arresto casalingo credo che non era aspettato in casa Vibo, quindi un arresto che comunque non fa ben sperare, dato che il percorso del Trapani è un percorso Continuo. diciamo, continuo e che difficilmente si arresterà, quindi è dura per loro molto, reinserirsi. molto dura. Sì. Beh, vedremo cosa succederà adesso nel girone di ritorno, perché anche loro, insomma, hanno fatto qualche acquisto a dicembre che potrebbe in un certo senso dare ancora più forza ed energia alla squadra. Sentiamo l'intervista anche al termine della partita da parte dell'allenatore della Vibonese. Sì, sono punti persi che pesano indubbiamente, purtroppo non è facile perché il calcio si fa in due e quando trovi squadre organizzate che si difendono bene non è mai semplice. Oggi si era messa come volevamo noi, nostra unica pecca è stata quella di non averla chiusa, ne abbiamo avuto le possibilità, di non essere stati bravi anche nei tiri da fuori, perché abbiamo avuto diverse occasioni anche da fuori per poter far male e quando poi le partite si mettono in questa maniera diventa poi difficile rimetterle in carreggiata. Dispiace solo perché purtroppo lentamente col passare del tempo abbiamo abbassato il ritmo che avremmo dovuto invece tenere alto, allora sarebbe stata un'altra partita. È ovvio che purtroppo quando trovi squadre che, ripeto, sono organizzate e cercano ovviamente di fare il loro, quindi di rallentare il nostro gioco, non è mai facile.
tuo Siracusa, il Siracusa però allenato da Gaspare Cacciola, vince ad Agrigento 2-0. Partita fondamentale proprio per il discorso riguardante la classifica. Sì, sì, effettivamente, come dicevo, partita difficilissima secondo me anche per diciamo, le condizioni del terreno di gioco che non sono delle migliori ad Agrigento, e poi comunque l'Agragas ha una rosa di tutto rispetto, ha fatto secondo me anche un ottimo campionato, sta facendo un ottimo campionato, quindi non era per niente facile andare lì e vincere 2-0, però comunque il Siracusa ha anche delle grandi individualità, vedi Alma che sta facendo una stagione secondo me incredibile, Ad altissimo livello. incredibile veramente, quindi ha Maggio, ha un potenziale lì davanti importantissimo, ora recupererà anche Russotto, quindi voglio dire il Siracusa, come dicevo, secondo me se la giocherà fino alla fine. Campagna acquisti che comunque non si è ancora fermata, perché addirittura si parla di Sarao come prossimo centravanti importante di questo Siracusa, ma questo non va a scontrarsi anche con il ruolo di Maggio? Ma infatti non so se poi questa operazione magari sarà completata, perché io credo che il Siracusa lì davanti è messo bene, quindi ovviamente Sarao non lo scopro di certo io, è un giocatore già affermato che ha fatto benissimo in categoria anche superiore alla Serie D, quindi può solamente fare bene al Siracusa. Però io credo anche qualora dovessero rimanere così, Gaspare ha la sì, capacità nel gestire il gruppo, sicuramente faranno bene comunque. Sentiamo le interviste post partita dopo questa bella vittoria del Siracusa 2-0 contro l'Akragas. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra con grandissimo carattere, perché abbiamo incontrato un Akragas che ci aggrediva, che andava su tutti i palloni, perciò sicuramente una buona squadra, un'ottima squadra, una squadra viva, perciò è ancora, da parte mia è ancora più importante questa vittoria, perché ci dà la possibilità di rimanere attaccata alla testa al Trapani. Noi, come ho sempre detto, ce la giocheremo fino alla fine, non molleremo mai, e queste sono delle partite molto complicate in un campo difficile, però devo dire che è stata una grandissima giornata di sport. Vedere due tifoserie che si stimano a vicenda secondo me è la cosa più bella che ci possa essere. È normale che poi magari in campo c'è la partita, c'è l'agonismo, c'è tutto quello che voi sapete meglio di me, perciò penso che sia stata una grandissima giornata di sport e per noi un'altrettanto importante vittoria. Purtroppo il calcio è fatto di episodi, se facciamo gol, un gol meritato in quel momento, io credo che la partita potesse cambiare e potesse anche indirizzarsi a favore nostro. Poi il calcio, ripeto, è fatto così, non facciamo gol noi e fanno gol loro nel momento in cui forse non lo meritavano proprio, però noi non è che siamo scesi in campo oggi pensando di non soffrire contro un Siracusa, e nonostante questo, ripeto, per me la partita sta tutta là nei primi 30 minuti, e nei primi 30 minuti noi possiamo fare più di una volta gol e non lo facciamo, e facendo anche una grande mole di gioco, e poi la partita poi inevitabilmente chiusa al primo tempo di svantaggio di un gol deve un po' cambiare inevitabilmente, perché noi dobbiamo tentare anche di spingere un po' qualcosina. Non hai la stessa serenità che avevi nel primo, perché sai di essere in svantaggio, e poi il Siracusa ha trovato anche il secondo gol, però io lo devo ribadire questo, ma in maniera distesa e serena. Se non ci diciamo tutti la verità, allora non va bene. Abbiamo perso contro una squadra che nei valori è molto più forte di noi, e non credo meritando la sconfitta, perché il calcio oggi più che mai è fatto di episodi. Nei primi 30 minuti l'Akragas meritava di andare in vantaggio. Se fossimo passati in vantaggio oggi staremmo qui probabilmente a parlare di un altro risultato, come forse invece staremmo a parlare lo stesso di una sconfitta, ma io mi aspettavo che facessimo gol da un momento all'altro nei primi 30 minuti. Adesso la sfida contro il Portici in trasferta mercoledì per chiudere il girone di andata. Che gara ti aspetti? Complicatissima, perché il Portici è una squadra che ha fatto un grande risultato fuori casa a Vibo, ancora prima ha vinto contro il Castrovillari, quindi un altro impegno tostissimo. Per cui andremo a Portici per un'altra battaglia, per l'ennesima battaglia, ma noi non vogliamo mollare. I ragazzi sono entrati dentro lo spogliatoio sconfortati ma con la testa alta, perché sanno la prestazione che hanno fatto oggi e vogliono continuare in questo percorso tutti insieme.
Pareggia il Licata 0-0 in terra calabra contro il Castrovillari. Voglio sentire il tuo parere su come gioca la squadra di Pippo Romano. Allora, secondo me il Licata gioca un grandissimo calcio, poi è una squadra molto giovane, quindi diciamo che non è nulla di scontato, anche perché la Serie D è un campionato molto difficile. Secondo me sta facendo un grande campionato, peccato per questo pareggio a Castrovillari, magari anche loro si aspettavano qualcosina in più, magari 3 punti. Però diciamo che ora anche là sotto è duro, tutti vogliono fare punti, Tutti tutti si vogliono vogliono fare punti salvare. perché adesso bisogna fare i punti per salvarsi. Necessariamente, È quindi vero. specialmente in casa, se non si fanno punti in casa diventa poi complicato. È stato invece un gioco da ragazzi vincere per il Trapani di Torrisi 8-0 contro la Gioiese. Stiamo già guardando alcune immagini di questa goleada. Goleada dovuta al fatto che questa Gioiese è praticamente rimasta all'interno di questo girone, all'interno di questo campionato solo per non perdere il titolo, perché sta giocando con la squadra giovanile. Sì, infatti io credo che questa partita conti poco, diciamo, nell'economia del campionato del Trapani, nel senso che se andrà così la situazione, penso che vinceranno tutti con la Gioiese. Certo. Però ciò non toglie il grandissimo percorso che hanno fatto fino ad ora, anche la vittoria a Licata secondo me è stata anche quella un segnale di forza, perché non era facile vincere lì, quindi secondo me queste vittorie di misura stanno veramente a segnalare che la squadra non mollerà neanche di un centimetro fino alla fine. È un Trapani pronto sia dal punto di vista tecnico che organizzativo per la Lega Pro, secondo te, già da quest'anno? Ma io credo di sì, credo che la struttura societaria sia solida, sia una società importante. Hanno puntato su un allenatore secondo me molto bravo, emergente, e poi sta dando i risultati che la società chiedeva, quindi per me fino ad ora hanno indovinato tutto. In vantaggio di 2 reti, parliamo del Città di Aciriale, raggiunto dall'Ocri. Ad Aciriale certamente insomma, si mordono le mani, perché una vittoria in terra calabra certamente avrebbe rappresentato un ulteriore passo verso questa salvezza che ancora attualmente è in forse. Sì, l'Aciriale effettivamente va un po' a corrente alternata, anche se io credo che alla fine si salverà. È una grande piazza, spinta dai tifosi importanti, da gente che comunque è abituata a fare certi campionati, quindi io sono convinto che l'Aciriale farà poi il bottino necessario per riuscire a salvarsi, ecco. Colpo a sorpresa per quanto riguarda invece il Città di Sant'Agata. Sbanca Ragusa, che veniva da alcuni risultati positivi. Forse le atmosfere di Natale un po' minano in un certo senso l'attenzione anche da parte del gruppo squadra? No, vabbè, allora, il Sant'Agata in questi ultimi anni è stato sempre una mina vagante. Magari poteva perdere in casa e poi vincere una partita difficile fuori. Stesso discorso per il Ragusa, quest'anno anche sta facendo un campionato un po' altalenante, anche se io credo che anche il Ragusa alla fine riuscirà a salvarsi, perché è ben allenata da un ottimo allenatore e anche una rosa importante. Quindi io credo un ex giocatore tra l'altro anche della Ciriale, no? Sì, e quindi io penso che sarà una lotta dura lì in basso, però le siciliane hanno magari qualcosina in più e penso che si riusciranno a salvare. Voglio parlare adesso dell'LFA Reggio Calabria. LFA Reggio Calabria ha tardato in classifica, qualche punto perso probabilmente perché bisogna dare sempre tempo ad una squadra per assemblarsi, no? Essere catapultata in un girone importante come quello siciliano calabrese e fare subito punti è sempre molto difficile. All'inizio qualche difficoltà, adesso da qualche settimana punti su punti che l'hanno proiettata al 4° posto. Come vedi il proseguo soprattutto nel girone di ritorno? Sì, hai detto bene, non è facile appunto assemblare il tutto in pochissimi giorni, lo dico per esperienze proprio provate in prima persona. Giusto. Perché anche noi a Giarre, diciamo, la squadra è stata fatta in 10 giorni, sì, ovviamente con i dovuti, diciamo, pesi e misure. Prima categoria non è Serie D, quindi a maggior ragione posso dire che già è stato complicato per noi in prima categoria, quindi immagino in una Serie D così difficile come quest'anno, con una piazza importante come quella di Reggio Calabria, dove ci sono tante pretese. Sicuramente hai già Siracusa e Trapani che hanno organici importanti e sono già ben avviati in classifica. Non era facile, io penso che anche loro lo sapevano che era una sfida, veramente una sfida. Quindi per te sarà un anno di transizione da parte dell'LFA? Credo di sì, perché sono appunto un po' attardati in classifica, quindi difficile che riusciranno
a ridurre quel gap che secondo me è importante ad oggi. È considerevole. Guardiamoci il servizio, la vittoria comunque a San Cataldo 2-0 da parte dell'LFA Reggio Calabria. Sono sempre le vittorie la migliore medicina anche per la San Cataldese, che ha archiviato il novembre horror infilando 4 risultati utili consecutivi impreziositi dalle vittorie contro Locri e Nuova Egea Virtus. Arbitro del match Federico Tassano di Chiavari, assistito da Yassin Elamdawi di Novi Ligure e Guido Giugno Cucchiari di La Spezia. Passiamo al film dell'incontro con l'ausilio e l'immagine a cura di Massimo Lo Giudice, accompagnate le due formazioni da tanti bambini in festa con questi berrettini natalizi. Ingresso in campo seguito dal minuto di silenzio in memoria di Uliano, campione d'Europa con la maglia azzurra nel 1968, dopo appena 2 giri di lancette e subito Verde Amaranto pericolosi con la sventagliata parabolica di Zerbo per Varela, che facilita l'inserimento di Correnti, atterrato vistosamente in area, lascia proseguire il signor Tassano di Chiavari tra le proteste dei locali. Ancora da un lancio profondo messo in seria apprensione la retroguardia Amaranto, con Durmus che sfrutta uno scivolone presentandosi a tu per tu con Belce a lob smanacciato in corner dall'estremo difensore Reggino. Partita che si anestetizza per una buona mezz'ora sul sintetico di San Cataldo, fino al tentativo da piazzato di Zerbo al minuto 35 che chiama ancora Belcea agli straordinari. L'invio profondo di Gaetano Dolenti alla Mike Magnan al minuto 39 ad innescare direttamente Durmus, largo a destra all'8. Verde Amaranto rientra sul mancino, calcia a rete, rimpallato da un difensore Amaranto. Dominio dei locali in questa prima frazione di gioco, assist illuminante di Zerbo ad imbeccare il taglio profondo di Mazza, che mastica malamente il tiro a tu per tu con Belcea. Duplice fischio allora al Valentino Mazzola, una San Cataldese che si è fatta preferire fin qui sul piano del gioco. Chiude il primo tempo sul parziale ad occhiali contro la Reggio Calabria. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Verde e Amaranto che perdono un po' di ritmo, ne approfittano allora gli Amaranto con l'azione iniziata e conclusa da Bezzocchi all'ora di gioco, il quale sfrutta l'assist di Porcino dopo la rifinitura di Capitan Barilla per il più semplice dei tapin, Reggio Calabria in vantaggio al Valentino Mazzola. 2 minuti più tardi punizione da distanza siderale di Mungo, che trova una spizzata in aria, si deve impegnare Dolenti per smanacciare in corner. Amaranto cresciuti esponenzialmente alla distanza, transizione positiva gestita da Provazza che apparecchia per Rossetti dal limite, non inquadra la porta con il mancino. Primo cambio per la San Cataldese, mister Sclafani prova a ridare un po' di energia ai suoi gettando nella mischia Giuffrida per Danfa, locali che provano a sfruttare le qualità balistiche di Zerbo, mancino liftato in area che Varela non riesce a capitalizzare, calciando in bocca a Belcea, rapido capovolgimento di fronte con Porcino e sventaglia da sinistra a destra per Provazza. Provano ad insistere gli Amaranto, ma né Mungo né tantomeno Capitan Barilla trovano il colpo del KO. Ci riprovano allora 3 minuti più tardi gli ospiti con uno scatenato Porcino sull'auto mancino, assist per Provazza che chiama al miracolo Gaetano Dolenti. Balzo felino del numero 1 Verde Amaranto, dal corner che ne segue arriva il raddoppio, sfera a rischio dell'Adenara per Perri. Bolzicco prova a colpire sotto porta trovando i guantoni Dolenti, Girasole prova a spingere reti trovando ancora un miracolo di Dolenti. Rossetti mette tutti d'accordo spingendo violentemente la sfera in rete. 0-2 Reggio Calabria, difficile assegnare la paternità del gol a Girasole. Ci pensa allora Rossetti a far scorrere i titoli di coda su questo incontro. Nel finale Durmus e Mazza lasciano campo a Sino e Sclafani, dentro anche Calabrese per Correnti al minuto 87. San Caldese che ci prova con l'assalto all'arma bianca al secondo di recupero, si rinnova il duello Zerbo-Belcea ancora con il portiere Reggino a disinnescare l'ordigno mancino scagliato al numero 10 Verde Amaranto. Nel finale, come già detto, assalto all'arma bianca dei locali che non sortirà gli effetti sperati, triplice fischio al signor Tassano. La Reggio Calabria passa non senza paternità al Valentino Mazzola di San Cataldo, consolidando il piazzamento in zona playoff. Scivola in 11ª posizione la San Cataldese, attesa mercoledì per l'ultima sfida dell'anno dalla Cireale. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con il Real Casalnuovo. Vera e propria sorpresa di questo girone I, perché attualmente questa squadra si trova al 4° posto, quindi certamente non con le pretese di vincerlo il girone, però di avere una buona posizione
in vista dei playoff e chissà magari di un possibile ripescaggio, perché questa Real Casalnuovo è la vecchia Fragolese, quindi con una storia calcistica non di poco conto. Sì, diciamo sorpresa fino a un certo punto. Io, se non sbaglio, conosco qualche giocatore, hanno Sarno, ex Catania, quindi comunque hanno qualche nome di spicco. Io credo che loro volevano fare un campionato importante e ora si stanno trovando là sopra e se la vogliono giocare fino alla fine, perché stanno ben figurando in un campionato che, come abbiamo detto, è molto difficile e molto livellato anche verso l'alto quest'anno. Guardiamoci a questo punto il servizio e le interviste post partita. Siamo partiti benissimo, sapevo di affrontare una squadra ancora viva, l'avevo detto nel pre-match, quindi loro hanno sfruttato un'occasione su un errore difensivo e poi si sono chiusi. Abbiamo regalato il primo tempo per me, nonostante comunque abbiamo creato più di qualche occasione, giocando a sprazzi. Mentre poi il secondo tempo l'abbiamo schiacciati nell'arietta piccola, purtroppo la palla non entrava, abbiamo avuto qualche occasione, qualche situazione dubbia in area di rigore, soprattutto quella su Vivacqua dove è stato strattonato e tirato all'indietro, quindi secondo tempo non posso dire niente. Mi dispiace che abbiamo regalato il primo tempo, questo è un errore che non dobbiamo commettere. Sappiamo che qui verranno squadre adesso agguerrite, verranno a difendere, quindi saranno partite complicate, anche quando giochi contro una squadra che lotta per la salvezza, rischi. Queste sono partite che poi, tra l'altro, nonostante il secondo tempo l'avessimo schiacciata in area di rigore, rischi anche di perderle. Quindi sono contento a metà, perché si dovevano portare 3 punti a casa per il risultato, era un'occasione da sfruttare, purtroppo non ci siamo riusciti, però mettiamo un altro risultato utile consecutivo, ne sono 8, 2 pareggi e 6 sconfitte, quindi continuiamo a camminare. Noi sappiamo che il discorso è sempre quello, no? Fare prima possibile i punti per la salvezza e poi dopo ragionare in maniera diversa. Oggi abbiamo messo un altro punto e quindi andiamo avanti. Siamo stati bravi comunque nel reagire subito, dopo 7 minuti appunto. Abbiamo avuto anche un'altra occasione, con tutto che il predominio l'ha avuto comunque Casalnuovo, devo ammetterlo, però siamo venuti a fare una gara attendista cercando delle ripartenze di far male. Eravamo a corto di attaccanti, anzi ringrazio chi si è sacrificato in quel ruolo, però c'è da apprezzare tantissimo la prova dei ragazzi, perché hanno portato via un punto da Casalnuovo. Non dimentichiamo che nelle ultime 7 partite il Casalnuovo ha vinto 6 e ne ha pareggiata 1, quindi ripeto, è di buon auspicio. Logicamente c'è da lavorare tanto, però se si lavora con questa testa ci sono i presupposti per far bene. Sapevamo che era una partita difficile, che loro si devono salvare, venivano qua per giocarsela con i denti e sono stati bravi a chiudersi, a giocarsi per una palla, hanno trovato una palla gol, sono riusciti a crearla, a farla. Il calcio è questo, noi lo sapevamo che era una partita difficile e l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi come facciamo con tutte le partite. Christmas! Vi ricordo che il campionato di Serie D ritornerà in campo oggi pomeriggio, tra l'altro con 2 incontri certamente non facilissimi per le 2 squadre più importanti. Il Siracusa giocherà comunque domani con il Real Casalnuovo, domani giovedì, mentre invece il Trapani deve andare a fare una trasferta certamente non facile contro il Città di Sant'Agata. Pronostico? Sì, come dicevo prima, il Città di Sant'Agata è una mina vacante, quindi è una partita secondo me da prendere con le pinze per il Trapani, non del tutto scontata. Ovviamente parte con il favore dei pronostici, però io direi che anche una doppia qui, un X2 ci potrebbe stare, cioè non sarebbe un dramma qualora il Sant'Agata riuscisse a strappare un pari casalingo con il Mentre Trapani. invece per il Siracusa potrebbe essere abbordabile la sua partita in casa.
Ma può diventare abbordabile nel momento in cui appunto diciamo che è in casa, per questo è che il 12° uomo a Siracusa si fa sentire, quindi sicuramente i giocatori sono spinti veramente dalla gente e allora può diventare una partita tra virgolette abbordabile, però anche per loro secondo me è un test difficile domani. Diciamolo pure, ogni partita in Serie D diventa sempre una grande battaglia, non è mai scontato il risultato finale. Sì, anche perché poi ci sono molti giovani che vogliono mettersi in mostra, quindi secondo me è un campionato dalle 1000 sorprese, lo dimostrano anche appunto gli ultimi anni, a parte il Catania che l'anno scorso ha fatto un campionato a sé, però voglio dire anche per quanto riguarda la lotta salvezza fino all'ultima giornata c'è stato sempre quella suspense che ha tenuto vivo il campionato. Adesso ci fermiamo, abbiamo la pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio, parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza e parleremo di nuovo anche di questo Akron Giarre, attualmente primo in classifica nel campionato di prima categoria. A tra poco. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Merry Christmas and a Happy New Year! Eccoci rientrati, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Seconda parte che dedichiamo al campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Ultima giornata di andata, guardiamo subito i risultati delle partite di domenica. Nis FC batte Aspra 2-1, Profavara batte Accademia Trapani 1-0,
Casteldaccia batte Mazzara 46 1-0. Folgore Castelvetrano Fulgatore 1-1. Super Giovane Castelbuono batte Castellammare 2-1, Unitas Sciacca Geraci 1-1, Athletic Club Palermo batte Mazzara 7-0 ed infine Oratorio Sancire San Giorgio Don Carlo Misilmeri 0-0. Campione d'inverno dunque la Nissa di Nicola Terranova. Guardiamo la classifica. Nissa FC in testa con 43 punti, 37 Pro Favara, 33 Mazzara 46, con 24 Super Giovane Castelbuono, 22 Athletic Club Palermo e Castellammare, con 20 punti Unitas Sciacca, 19 punti il Geraci, con 17 Oratorio Sancire San Giorgio, Folgore Castelvetrano e Casteldaccia, 16 punti Don Carlo Misilmeri, con 15 l'Accademia Trapani, 10 punti il Fulgatore, 8 punti per il Mazzara, 7 punti per l'Aspra. Primo posto assoluto nel girone A del campionato di eccellenza dunque per questa Nissa di Nicola Terranova, imbattuta, attenzione, sottolineiamola questa cosa, imbattuta nel girone d'andata con il Pro Favara a ridosso e il Mazzara 46 che da un paio di settimane ha qualche piccolo problema. Come vedi questo girone A? Ma io credo che la Nissa già abbia dato segnali importanti, no? È una squadra molto organizzata, ben allenata, che ha anche dei giocatori importantissimi per la categoria, vedi Privitera, vedi Agudiak, Semenzini che sta facendo anche lui un campionato incredibile. Io credo che già qui si siano delineate un po' diciamo le strade, no? Io credo che la Nissa già ha un distacco importante e difficilmente secondo me mollerà la presa, quindi tutte le altre pensano a questo punto ad un buon posizionamento solo per la griglia playoff. Ma la Pro Favara ancora è lì, diciamo il distacco non è grandissimo, però è anche vero che quando hai appunto una Nissa che va a fare 11 vittorie se non sbaglio e 2 pareggi, sì. Questo secondo me ti fa capire come sarà veramente dura andarli a raggiungere, no? Però io credo che la Pro Favara, avendo una rosa di tutto rispetto, quantomeno punterà a un secondo posto, magari anche con un distacco di 10 punti alla quinta, per trovarsi avanti in una situazione di playoff, come è sempre stato per noi l'anno scorso a Siracusa. Infatti, no? Teniamo presente anche che sì, d'accordo, vai a fare i playoff, ma devi vincere intanto quelli regionali e poi proiettarti in una situazione nazionale che è sempre un po' problematica. Sì, e allora è un percorso secondo me affascinante, è un percorso tortuoso ma affascinante, no? Perché vai a affrontare magari con la Campania, con la Calabria, e quindi diventa tutto emozionante. Però io credo che se la squadra è veramente ben attrezzata, come dicevo appunto noi l'anno scorso a Siracusa, noi ci abbiamo sempre creduto, anche se sapevamo che il percorso era difficile, ci abbiamo sempre creduto che anche passando di lì potessimo fare il salto di categoria. Quindi secondo me non è da scartare anche questa seconda strada, no? Quella è una dei carta playoff. da giocarsi. È una carta da giocare sicuramente. Infatti. Sì. Guardiamoci il servizio, la vittoria della Nissa in casa dell'Aspra per 2-1. Vittorie, un pareggio, un cammino che rasenta la perfezione. La Nissa, già campione d'inverno con 2 turni d'anticipo, vuole mettere il punto esclamativo per salutare il 2023 nel migliore dei modi. Dirige l'incontro il signor Bertolino nella sezione di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Gaetano e Florio di Agrigento e Salvatore Nigrelli di Barcellona. Pozzorigotto osservato anche a Bagheria, un minuto di silenzio in memoria del campione d'Europa Uliano, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Davide D'Amico passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida. Si gioca sotto una pioggia battente ed un vento sferzante, ospiti che ci provano per primi con un destro al limite smorzato in corner. Nissa che passa al primo per affondo sfruttando la corsia di sinistra con Pedicone che manda sul fondo. Esposito puntuale all'appuntamento sul primo palo. Gueye 1-0 quando sono passati 8 giri di lancette. Nissa in vantaggio sotto il diluvio di Bagheria. Sempre dal binario mancino i pericoli maggiori per l'Aspra. Esposito questa volta pesca sul secondo palo Agudiak, frustata del toro argentino che chiama il miracolo di Salvo Nisseni, che vogliono chiudere i giochi già nella prima frazione. Cross da destra di Rossi che premia l'inserimento di Dall'Oro, ancora decisivo di Salvo. Formazione palermitana che prova a reagire alle iniziative giallorosse con un mancino dal limite di Barbera, neutralizzato agevolmente dalle Zai. Giallorossi che nonostante una formazione ultra offensiva schierata da mister Terranova occupa bene il campo sfruttando lo strapotere atletico di Gueye che impegna Di Salvo con una bordata al limite. Meritato raddoppio giallorosso, pressione alta di Semenzine che ruba la meredina a un avversario, serve a rimorchio il connazionale Dall'Oro, destro scivoloso neutralizzato da Di Salvo. Ancora un argentino, questa volta Agudiak ad arrivare primo sulla sfera e con il secondo tentativo ribadire in rete Nisseni che giocano sul velluto nonostante le condizioni meteorologiche proibitive.
offensive. Aspra che però accorcia le distanze prima del duplice fischio direttamente da calcio d'angolo con il gol olimpico di Costantino, anche se resta più di qualche dubbio sulla validità della rete. Elezai sembra infatti aver bloccato la sfera prima che varcasse la linea di porta, indica il dischetto del centrocampo. Il direttore di gara trapanese 1-2 perde l'imbattibilità dopo 4 partite, formazione mister Terranova che azzanna la gara d'inizio ripresa collezionando una serie di palle gol, la più ghiotta sulla testa di Semenzin, servito al solito Privitera, rinvio profondissimo di Elezai, la difesa palermitana lascia rimbalzare erroneamente la sfera sulla quale si avventa con felicità Gueye, atterrato al suo ingresso in area, calcio di rigore per la Nissa. Dal dischetto si presenta Santo Privitera che grazia Di Salvo calciando al lato. Aspra che resta in partita e per poco non trova la via del pari con il velenoso mancino di Giglio al 53esimo che scheggia il palo. 6 minuti più tardi lo stesso Giglio, molto attivo sull'out destro, impegna severamente Elezai con un mancino dalla distanza. Sul capovolgimento di fronte però Semenzin Show recupera il pallone al limite della propria area di rigore, spacca in due la linea difensiva palermitana prima di cercare un gol alla Brunori, ben appostato però Di Salvo ad attendere la sfera. 2 minuti più tardi corner dalla destra per la Nissa, palla rispedita al limite dove tenta conclusione Esposito, arpionata da Gudiac e da pochi passi spara alto il colpo e il possibile KO. Al 67esimo primo cambio per mister Terranova, termina la partita di Esposito al suo posto dentro Calfano. 4 minuti più tardi tocca invece a Pagano rilevare Gueye. Minuto 81, solita sgasata di Semenzin che ha cambiato binario di competenza, sfera che arriva sul versante opposto, un tiro cross che per poco non sorprende Di Salvo. Nel finale meritatissimi applausi per Semenzin che lascia campo a Neri. Non accade più nulla, triplice fischio al comunale di Bagheria. La Nissa mette a segno la 14esima vittoria in 15 uscite, chiudendo come meglio non potrebbe il 2023. In questo girone abbiamo un Geraci di Gaetano Mirto che era partito malissimo, ma adesso pian pianino, settimana dopo settimana, ha riconquistato posizioni in classifica. Sappiamo la tenacia di Gaetano Mirto, pareggiando una partita contro l'Unitas Sciacca. Queste sono le immagini che stiamo vedendo. Risultato finale 1-1 che permette in un certo senso al Geraci di tirarsi fuori ormai attualmente dalla zona retrocessione e l'Unitas Sciacca alzare bandiera bianca perché a questo punto trovare posto nei playoff è un po' più difficile. Sì, come dicevo, può essere difficile anche per il discorso del distacco dei punti, perché comunque la Profavara anche sta facendo un campionato importante, quindi secondo me non è difficile che avvenga il distacco da seconda a quinta in questo girone. Per quanto riguarda il Geraci, secondo me è una squadra che farà bene, anche perché è un gruppo di ragazzi, se non sbaglio, tanti stranieri, sì, che hanno molti avuto magari, argentini, che hanno avuto magari qualche difficoltà ad ambientarsi inizialmente, però come dicevi Mirto, io non lo conosco di persona, lo conosco per i trascorsi anche a Giarre, che ha avuto, mi hanno detto che sicuramente è uno che non è abituato a mollare, sicuramente non è uno che si arrende alle prime difficoltà, infatti lo sta dimostrando, che piano piano alla lunga sta uscendo questo Geraci, quindi vuol dire che stanno lavorando bene sicuramente. Per chiudere dunque su questo girone abbiamo già dato per certa a questo punto la vittoria della Nissa, tutta una bagarre per i playoff, però hai detto bene, bisogna fare attenzione tra la seconda e la quinta, il distacco. Attualmente c'è la Super Giovane Castelbuono che sta cercando di trovare un buon posizionamento, tenendo presente tra l'altro che probabilmente giocherà la finale di Coppa. Sì, un'altra squadra che appunto sta facendo bene è anche la Super Giovane. Però lì la lotta non è molto scontata per il quinto posto. Il problema potrebbe essere appunto il distacco, però anche secondo me l'Unitas Sciacca, anche se ha qualche punto indietro, però ha una rosa importante. Vedi Raci, voglio dire, non è una squadra che mollerà, quindi potrà lottare fino all'ultimo anche l'Unitas per questa lotta playoff. Ecco. Vedremo come andrà a finire. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B. Anche qui si è giocata la 15ª giornata, anche qui si è concluso il girone di andata. Guardiamo i risultati delle partite di domenica.
Mazzarone Calcio batte Mister Bianco 2011 1-0, Real Siracusa Belvedere Leonzio 1909 2-1, Enna Calcio batte Modica Calcio 1-0, Milazzo Imesi Atletico Catania 94 1-1, Paternò batte Santa Croce 5-0, Ionica FC batte Messana 1966 1-0, Nebros Città di Gela 0-0. La partita Leonfortese Rocca Acquedolcese non si è giocata domenica ma si giocherà oggi pomeriggio. Conferma in testa per la squadra di Campanella che vince il big match contro il Modica Calcio. Guardiamo la classifica. Enna Calcio 35 punti, 34 punti Paternò Calcio, con 29 Modica Calcio, 25 Città di Gela, con 23 Milazzo e Real Siracusa Belvedere, 22 punti Mazzarone Calcio, Nebros e Leonzio 1909, 18 punti per la Ionica FC, con 15 il Mister Bianco 2011, 12 punti Leonfortese, Rocca Acquedolcese e Santa Croce, 11 punti Imesi Atletico Catania 94, chiude la classifica il Messana 1966 con 10 punti. È ormai un testa a testa. 3 squadre, il Modica leggermente attardato, però poi c'è questo Paternò a un solo punto dall'Enna Calcio. Sono queste le 3 squadre che si battaglieranno per la vittoria finale in questo girone B? Sì, sicuramente, credo che sia abbastanza delineato anche qui. Queste 3 squadre hanno dimostrato che vogliono giocarsela fino all'ultimo anche in base agli acquisti di dicembre. E poi ora magari l'Enna con la vittoria di domenica ha dato un altro segnale che sicuramente vuole essere la protagonista fino alla fine, perché diciamo, non era facile vincere contro questo Modica che si è rinforzato tanto anche a dicembre, e quindi una gran bella vittoria secondo me che ha dato tanta forza e tanto coraggio a quest'Enna. Questa forza e questo coraggio grazie anche a Campanella? Ma sicuramente ci sarà anche lì la mano dell'allenatore, è normale che poi vai diciamo, a gestire anche una rosa importante, quindi non è semplice. È una squadra che anche l'anno scorso ha fatto benissimo, ha perso appunto la finale playoff, e secondo me anche quest'anno hanno dimostrato che volevano essere protagonisti fino all'ultimo, con una campagna, diciamo, acquisti importantissima e con delle conferme di tutto rispetto, vedi esempio Cocimano, Zappalà e tanti altri. E secondo me la lotta sarà dura, però vedo leggermente favorito l'Enna con questa vittoria col Modica. Guardiamoci il servizio, vittoria dell'Enna Calcio contro il Modica Calcio per 1-0. Punti pesantissimi sotto l'albero al Generale Gaeta nel big match tra Enna e Modica, che insieme al Paternò stanno animando la lotta al vertice del girone B d'eccellenza. Gara da tripla tra giocatori tra i più ambiti del panorama dilettantistico siciliano, che chiude di fatto il girone d'andata e si riproporrà, ironia della sorte, anche all'ultima curva. Fischia il signor Marco Traghetta, sezione di Castelfranco Veneto, passano 30 secondi, Vitelli apparecchia per Veneroso, l'ex Sancadaldese si presenta così ai suoi nuovi tifosi, il sinistro che viene messo in calcio d'angolo da Marino. Al quinto, calcio di punizione per l'Enna, viene pescata la deviazione di Zappalà di poco alta oltre la traversa. Ancora al sesto, lancio lungo in zona Savasta, pericolosissimo il Modica in questa chance, di fatto l'unica del primo tempo. Di Carlo chiude lo specchio, minuto 32, calcio d'angolo battuto corto per Vitelli che la mette in mezzo e arriva la zuccata, quella di Salvatore Cocimano, è un gol pesante del numero 10 giallo-verde che sblocca il big match tra Enna e Modica. 1-0 quando siamo al 32esimo, ancora l'Enna al 41. Joao Pedro prova a concludere, il pallone finisce a Vitelli, lo difende, lo scarica su Sessa, la mette nuovamente dentro. Veneroso davanti a Marino, prova a saltarlo con lob, c'è la chiusura da parte di Ferotti che sventa il possibile raddoppio. Fine primo tempo al Generale Gaeta di Enna, che ha risposto presente all'appello del club, tribune stracolme. 1-0 decide fin qui il gol realizzato da Cocimano. Inizia la ripresa, calcio d'angolo, Zappalà sempre molto volenteroso nel gioco aereo tra le braccia di Marino. Minuto 50, Joao Pedro va a innescare Vitelli, la conclusione da posizione defilata con un mancino velenoso che mette i brividi all'estremo difensore avversario. 67esimo, schema su calcio di punizione, viene liberato Veneroso, tentativo di tiro sporcato, termina tra i piedi di Dio, un altro dei neo arrivati in casa Enna, o meglio dei neo rientrati in casa Enna, che mette sul fondo, esce Vitelli, entra Rodella, 6 dalla fine, poco dopo esce Veneroso per Randis al 91esimo, tocca a Rallo in luogo di Joao Pedro. Minuto 90
all'83 Sessa troverebbe il gol della domenica con un tiro da centrocampo a Marino fuori dai pali, ma il direttore di gara aveva già fischiato l'infrazione del centrocampista giallo-verde e di lì a poco solo il triplice fischio. Festa al generale Gaeta di Enna, perché la vittoria per 1-0 della formazione di mister Giovanni Campanella contro il Modica vale ancora il primo posto in classifica. Sarà un Natale da capolista per la compagine sotto la montagna, che festeggia insieme al proprio pubblico. Decide il gol dell'uomo simbolo Salvatore Cocimano. Amici di Wisport, è tutto. Allora termina così un girone d'andata che ci ha regalato una corsa a 3 nel girone B di eccellenza, che sicuramente infiammerà anche quello di ritorno. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Merry Christmas! Paternò vincente comunque 5-0, a un punto a questo punto dall'Enna, tutto aperto, lo hai già detto, però quest'Enna in casa certamente è molto forte. Sì, la lotta è apertissima, perché parliamo di una manciata di punti e poi sono squadre che hanno dimostrato che non lasciano nulla al caso. Anche il Paternò sta vincendo quasi tutte le partite, magari non era partito benissimo, però ora ha trovato secondo me quella continuità e quella serenità che gli serviva. Quindi non è facile né per l'Enna né per il Modica sicuramente continuare a fare questo percorso, perché è un percorso importante, un percorso che li ha visti, diciamo, vincere dentro e fuori casa. Però io, come dicevo, sono convinto che anche se di poco, ma l'Enna è leggermente favorito in questa lotta a 3. Diciamolo pure che al quarto posto c'è invece il Città di Gela, che è sornione, aspetta un po' gli sbagli delle altre squadre, è ancora un po' attardato, però quantomeno una griglia playoff importante potrebbe scapparci. Sì, la griglia playoff io credo che sia ampiamente alla loro portata. Gli sbagli degli altri purtroppo stentano ad arrivare, quindi io credo che sia difficile raggiungere quelle 3, però un buon piazzamento anche come quarta, come dicevo, io credo che sia alla loro portata. E poi Gela, non dimentichiamo, è una piazza importantissima, tradizione di tutto rispetto, quindi sicuramente non si trovano lì per caso. Girone dunque con 3 squadre su tutte, con la quarta incomoda che potrebbe essere questo Città di Gela. Vedremo come andrà a finire. Con l'anno nuovo probabilmente ci saranno altri nuovi equilibri necessari poi per portare a casa il risultato finale. Sì, anche perché comunque il girone di ritorno poi sappiamo che è un altro campionato, inizia proprio da gennaio, secondo me è un altro campionato, anche se magari qualche situazione magari lì in alto può essere già più o meno delineata. Però è anche vero che poi quando ci sono le squadre in basso che devono andare a fare punti e andare a giocare fuori casa, anche con squadre anche come Ionica, come Atletico, che in questo momento si trovano indietro, sicuramente non è semplice. Quindi tutte le partite saranno, secondo me, da prendere con le pinze. Abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato al campionato di eccellenza. A questo punto, per chiudere la puntata, ritorniamo a parlare dell'Acron Giarre che attualmente al primo posto, un girone certamente da attenzionare con continuità, perché c'è il Santa Venerina che certamente è lì e aspetta un vostro sbaglio, Real Rocche Nere. C'è qualche altro incomodo? E anche il Casalvecchio, attualmente il Casalvecchio è secondo appunto a 6 punti da noi, quindi voglio dire il campionato è abbastanza livellato verso l'alto, sicuramente non molleranno fino alla fine. Non credo che vinceremo il campionato con 10-15 punti di vantaggio come magari tanti pensano, no? Perché dice il Giarre, allora vincerei il campionato facilmente. E invece non è così. Non è così, anche perché il girone di ritorno andremo ad affrontare tante squadre fuori casa, vedi Real Rocche Nere, vedi Giardini in campi in terra, dove magari noi siamo un po' penalizzati, dato che siamo abituati nel nostro campo in erba, dove magari la palla riusciamo a muoverla in un certo modo, quindi faremo fatica. Sicuramente il girone di ritorno siamo fiduciosi perché abbiamo comunque una grande squadra, una grande società
e quindi siamo fiduciosi che possiamo continuare a fare il percorso importante che abbiamo fatto sicuramente al girone di andata, però non c'è nulla di scontato. Abbiamo anche la Coppa, appunto settimana scorsa. È sempre scorsa, una carta in più. Sì, perché con la Coppa appunto si può si fare accede già di direttamente al categoria, campionato di già promozione. siamo ai quarti di finale, quindi ancora non è uscito il sorteggio, però voglio dire anche lì rimangono 5 partite, no? Anzi, io direi anche 4, perché poi di solito la finalista è sempre un'altra prima in classifica. Certo. Quindi secondo me anche abbiamo un'ulteriore soluzione, un'altra strada anche per poter fare il salto di categoria. Ovviamente noi cerchiamo di fare tutti e due i percorsi alla grande, sia il campionato, bello, plane. fare il double, diciamo così, sia il campionato che la Coppa, non lasceremo nulla al caso, sicuramente proveremo a vincerle tutte e due. E per Saverio Rapisarda, che stagione è stata e che stagione sarà quella del 2024? Ma io intanto è stata sicuramente una stagione ricca di emozioni, vengo appunto dalla promozione col Siracusa, certo. Vengo appunto anche da un inizio di campionato entusiasmante con il Giarre, sicuramente ci teniamo noi a concludere questa stagione nel migliore dei modi, come dicevo prima, magari provando anche a fare sia la vittoria del campionato. Sarebbe anche una tua bella soddisfazione personale, no? Sì, anche per il percorso che ho fatto in questi ultimi anni di crescita sicuramente ancora sono giovane, anche se ho già preso anche il patentino UEFA, quindi sicuramente la strada è stata complicata finora, però sono uno che non si arrende facilmente, quindi sono abituato alle difficoltà. Si parte dal basso per salire sempre di più, e questo avviene con il lavoro, la dedizione, la continuità e anche i sacrifici, perché penso che comunque allenarsi soprattutto di sera è sempre molto difficoltoso. Allenare un gruppo di dilettanti che giustamente hanno una seconda occupazione è sempre molto diverso rispetto a quelli che invece fanno solo di mestiere i calciatori. Sì, sicuramente non è lo stesso di trovarti, diciamo, in un ambiente come Siracusa, che ti alleni alle 3, e gente che lo fa per lavoro. Da noi ovviamente è un dopolavoro, certo. Però posso dire che i ragazzi sono veramente dei ragazzi che hanno preso alla lettera l'impegno e con massima serietà. E questa è una cosa bellissima, sì, Saverio. perché diciamo che comunque anche la società lo pretendeva a inizio anno. I ragazzi che hanno accettato diciamo Giarre sapevano che c'erano determinate condizioni, certo. Quindi non era una prima categoria, sì. già lo sapevano, ma era venire a Giarre, quindi parliamo di andare in una società importante, una società che vuole riemergere. Diciamo che oggi tu in prima categoria non vai a trovare il magazziniere oppure andare a mangiare fuori sia in casa che fuori casa, quindi già questi sono segnali che la società vuol dare, no? Ai ragazzi, ti sta facendo capire che appunto le cose sono fatte le cose sono fatte in un certo modo, certo. È fatto tutto per bene, e quindi loro ovviamente pretendono molto dai ragazzi, ma i ragazzi stanno rispondendo alla grande sicuramente. Bene, sono contento. Allora io ti auguro a questo punto un proseguo di stagione importante e anche pieno di soddisfazioni. Grazie mille, grazie veramente. Ringraziamo dunque Saverio Rapisarda, allenatore dell'Acron Giarre, attualmente al primo posto in classifica in prima categoria. Noi chiudiamo qui la nostra puntata di Penalty. Vi ricordo che domani potete seguire la seconda parte della nostra trasmissione attraverso il canale 19 di TVM Palermo. Domani tra l'altro parleremo nella prima mezz'ora del turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our